Siamo pronti per la quarta corsa di questo convegno del 1° maggio 2026. Il premio Davignab, trofeo Croce Rossa Italiana, riservato ai gentleman, una dotazione di 5.500 euro, riservata a proprietari. E la categoria sono le E e la F sui 1660 metri per cavalli di 5 anni e oltre. Andiamo a vedere il campo dei partenti, sono 9 nello schieramento, quindi in prima fila il numero 1 Epica Daghi con Giovanni Ghirardini sferrato agli anteriori, con 2 Desdemona Ross, Graziano Reggiani sferrato ai posteriori, Firefly Night Teresa Di Lorenzo sferrato agli anteriori, Catwalk Pink Federica Rovida sferrato agli anteriori, Drago Nero Fi con Vittorio Bosia con numero 5, con numero 6 Eva Light Massimo Bressano, questi due cavalli ferrati completamente, con numero 7 Camelot R Andrea Orlandi con senza ferri completi, Baica dei Ronchi, anche lei senza ferri, con Cristiano Pepponi al numero 8 e al numero 9 Helmut con Roberto Michelotto. Sono partiti i cavalli all'inseguimento dell'autostart perché sono stati chiamati, ora vanno a completare lo schieramento che abbiamo raccontato. Per le quote Catwalk Pink è la cavalla più appoggiata in questo momento, è a 2,50, dietro di lei troviamo Baica dei Ronchi a 4, Helmut a 4 e poi ancora Desdemona Ross con il numero 2 che ha a 8 come quota di riferimento in questo momento, quando i cavalli si stanno completamente allineando, tranne qualcuno che è rimasto in ritardo, e direi che è Catwalk Pink proprio la favorita, che è un attimo in ritardo rispetto all'allineamento. È proprio così, la macchina se ne va, sbaglia il numero 3 di Firefly Night, confonde l'andatura che Desdemona Ross, ma poi viene rimessa al volo, va davanti a tutti Eva Light con Massimo Bressan che precede il numero 5 di Drago Nero Fi, e questo ovviamente è una lettura completamente diversa della corsa rispetto a quello che era la lettura di chi l'ha verificata e l'ha studiata e chi ha ovviamente anche operato delle scommesse. Quindi Massimo Bressan davanti a tutti con la sua Eva Light, primi 200 metri in 15,5. Si mette subito alla destra Drago Nero Fi con Vittorio Bose che prova a mettersi nella posizione di leader della corsa, ma arriva la velocissima anche Desdemona Ross che aveva un po' confuso l'andatura al via, e ora cattivissima a 400 metri si butta alla destra di Drago Nero Fi e prova a riottenere la prima posizione tanto ambita. 15,1 la retta delle scuderie, Desdemona Ross continua nella sua azione di aggressione al leader Drago Nero Fi e l'operazione non sappiamo se arriverà a compimento perché non sembra che ci sia la disponibilità di Vittorio Basi. Invece la cosa succede, 600 metri passati con un 14,9 in curva, quindi sì velocità ma non folle, e nel frattempo a destra arriva Helmut e a 800 metri in un minuto spaccato, non ci sono neanche centesimi, si rimette subito a destra come a cercare di anticipare la possibilità di essere chiuso quello che era l'iniziale leader Drago Nero Fi, mentre arriviamo al chilometro in 1,14,7 e Desdemona Ross se ne va, se la dà a gambe, ha sbagliato tra l'altro. Se non sbaglio un cavallo che non riesco a riconoscere, e comunque abbiamo Drago Nero Fi alla destra, si è infilato ancora Eva Light che era andata inizialmente davanti a tutti e ora si ricongiunge a Desdemona Ross quando arriviamo agli ultimi 400 metri. Abbiamo un 14,9 per la retta delle scuderie, la velocità ovviamente è calante, sta arrivando da dietro anche Camelot R con il numero 7, quindi 4 cavalli se la giocheranno in retta d'arrivo e quindi sono questi 4 che entrano per primi. Cede Desdemona Ross, passa Drago Nero Fi, ci prova Camelot R, ci prova anche ancora Eva Light, ma è davanti a tutti, Drago Nero Fi che se la porta a casa, 1,15,1 la media chilometrica, 2 minuti e 6 decimi per completare il percorso. La vittoria di Drago Nero Fi in una corsa molto mossa, era riuscita a prendere la prima posizione, poi l'ha ceduta a Desdemona e poi se l'è ripresa quando contava, quindi quando stava arrivando il palo dell'arrivo si è difeso dagli arrivi molto prepotenti dei concorrenti. Numero 7 Camelot R che arriva secondo e del numero 6 Eva Light che ha corso ottimamente. Al quarto posto abbiamo il numero 2 di Desdemona che precede l'arrivo del numero 8 Baica dei Ronchi. Questo è l'ordine d'arrivo, quindi confermiamo la vittoria di Drago Nero Fi, Vittorio Bosia che arriva alla sua quinta vittoria nel 2026, l'allenatore è Gianluca Carro e questo maschio di 7 anni da Mago d'Amore e Naora B.